Pronti? 1, 2, 3. Buono il segnale. Vediamo, veloce Vento Spritz che rientra un debè. Alla fine Luca Lovera vede il posto alla corda e ci si mette subito davanti a Rotocat, mentre è partita velocissima dal secondo nastro Rugiada SMS che avanza al largo. Ma Vento Spritz è al comando dopo 200 metri in 15,5. Primo passaggio davanti alle tribune, Vento Spritz, Roberto Vecchione, poi un debè, Rotocat, Rugiada SMS che sta cercando un posto alla corda davanti al compagno d'allenamento Rob Mabel, poi vediamo Ulder Norfro e in coda Vaumar. 32 primi 400 metri in vantaggio Vento Spritz davanti a un debè, Rotocat, Rugiada, poi Rob Mabel, tutti in fila indiana. Posizioni ormai assestate, addirittura 17,5 la curva. Fa molto piano. Roberto Vecchione con l'Igor Font allenato da Alessandro Raspante. E dalle retrovie c'è la mossa di Vaumar con Emanuele Ossane che, visto il ritmo molto blando, cerca di risalire. Intanto il giro va via addirittura in 1,6,4, 16,9 la frazione, quindi Vaumar arriva ai fianchi del battistrada e riesce all'esterno Rugiada SMS che ora se la fa coperta. Chilometro in 1,23,1, molto modesto, Vento Spritz al comando, un debè sempre nella sua scia davanti a Rotocat, poi l'esterno Vaumar che si trascina Rugiada SMS, poi Rob Mabel e in coda Ulder Norfro. Frazione qui davanti alle tribune in 15,5, ora il ritmo è un po' più svelto, ma cerca ancora di risparmiare sul percorso Vento Spritz, Rugiada lì in seconda pariglia, un debè secondo alla corda davanti a Rotocat. Frazione della curva in 15,4, retta di là, sempre in vantaggio Vento Spritz con all'esterno Vaumar, di fuori anche Rugiada. Posizioni ormai assestate con Roberto Vecchione in controllo, un debè sempre lì secondo alla corda, retta di là passata in 14,4 con Vaumar ancora tonico di fuori, Rugiada che accenna alla terza ruota, fuoco alle polveri, mancano poco più di 200 metri alla conclusione, ancora in controllo Vento Spritz, ci prova Rugiada in terza, un debè lì alla corda, retta d'arrivo con Vento Spritz in vantaggio su un debè al largo Rugiada, di dentro Rotocat, ultimi 50 metri e Vento Spritz viene a vincere davanti a un debè, mentre lottano molto vicini Rugiada e Rotocat. 28,7 chiudere, addirittura 13,9 la retta d'arrivo per il figlio di Igor Font, Vento Spritz che regala il doppio a Roberto Vecchione. Il training quello di Alessandro Raspanti, colori del signor Giuseppe Sacco. Vittoria in corsa di testa, rivediamo la retta d'arrivo velocissima in 13,9 di Vento Spritz, mentre vediamo la lotta per le piazze con il secondo posto di un debè, mentre Rugiada SMS probabilmente batte Rotocat. È tutto per la giornata di oggi all'ippodromo Arcoveggio di Bologna. L'appuntamento è fra 2 giorni, giovedì.